Dopo 10 anni il Giro d'Italia torna a Conegliano, un grande evento dello sport italiano con la partecipazione dei più grandi ciclisti a livello nazionale ed internazionale. Dalle ore 8:10 è cominciata la chiamata dei ciclisti che sono saliti ad uno sul podio firma. Alle ore 10:30, dalla scuola enologica Cerletti, è partita ufficialmente la 15ª tappa del 94esimo Giro d'Italia. Conegliano in questa occasione mostra il meglio di sé, una bellissima giornata qui alla scuola enologica che per noi è il fiore all'occhiello della tradizione vitivinicola del nostro territorio e della città. Quindi un'occasione per mostrare la nostra bella città, il nostro centro storico, all'Italia tutta che segue questo Giro d'Italia con tanta passione e tanto entusiasmo. Penso che il Giro d'Italia sia un'ennesima occasione per dimostrare che l'Italia è unita e può essere unita soprattutto nel mondo dello sport. Lo sport lo fa sempre con grande coinvolgimento, anche il ciclismo lo fa da protagonista in questa occasione. La manifestazione ha richiamato migliaia di appassionati dal Veneto e da tutto il nord Italia, facendo rivivere nelle terre del Cima quell'entusiasmo vissuto nel 2002 con la partenza e l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, vinta in volata da Mario Cipollini.